La Giunta regionale ha approvato il piano sociosanitario 2019-2023 che ora passerà al vaglio della Commissione Sanità. Una rivoluzione per medici ed ospedali che potrebbe entrare in vigore per la fine dell'anno. Confermato l'assetto attuale, cioè le 9 USL e l'azienda zero come centrale strategica. Un piano che fa riferimento anche alla firma con il governo dell'accordo del 28 febbraio sull'autonomia. Accordo che, se dovesse avere seguito, porterà nuovi margini di manovra per la valorizzazione delle risorse umane e la spesa farmaceutica. Fra le novità, l'eliminazione degli ambulatori H24 e la possibilità di assumere come dipendenti gli oltre 3.000 medici di base attualmente in convenzione. Non solo, ma è prevista l'attuazione negli ospedali di stanze intermedie tra pronto soccorso e reparto per tenere in osservazione pazienti che non possono tornare a casa. Non solo, ma non sono previsti ulteriori tagli agli ospedali e ai posti letto, ma aumenteranno anzi i posti riservati alla riabilitazione. Intanto a Treviso il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana fa il punto sull'eventuale emergenza estate per l'ospedale. Abbiamo concordato un piano di riduzione dei posti letto con le organizzazioni sindacali. La riduzione maggiormente sarà in area chirurgica, perché in area medica facciamo fatica a ridurre per il motivo che abbiamo le persone anziane che continuano ovviamente a arrivare in ospedale, quindi dobbiamo garantire a loro una sicurezza e una certezza.